Benvenuti a Sport Business Forum 2024. Mi chiamo Sofia e sono qui per presentarvi il festival. La prima edizione di Sport Business Forum, tramite oltre 40 eventi, porta nella regione europea dello sport 2024 imprenditori e grandi glorie del mondo dello sport per raccontare a tu per tu il futuro del settore. In questi giorni, tra Montebelluna, Longarone Fiere, Belluno e Cortina d'Ampezzo, si alternano aziende, start-up, istituzioni, campioni dello sport. Tutto questo per approfondire temi legati alle Olimpiadi invernali, alla riforma dello sport, al ruolo delle donne, alla partecipazione giovanile, alla disabilità e all'inclusione sociale che lo sport può favorire. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, a nome dei promotori del festival, vorrei ringraziare i contributori, oltre a chi ha collaborato per la realizzazione di Sport Business Forum. Grazie anche ai main partner del festival e ai partner che hanno sostenuto attivamente questo progetto, ai partner di Longarone Hub dell'innovazione e ai content e media partner. Un'ultima nota, il programma è in continua evoluzione e vi ricordiamo di consultare la versione sempre aggiornata su www.sportbusinessforum.com. Ora lascio la parola a chi presenterà l'evento. Ah, mi ero dimenticata di dirvi, sono un avatar generato con l'intelligenza artificiale. Ascolterò con grande attenzione quanto emergerà da questo incontro. Buon festival! Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata qui a Belluno dello Sport Business Forum. Sono Damiano Manfrin e per me è un piacere oggi essere qui per discutere di sport, di incentivi e di sostegno all'attività sportiva, alle società sportive, perché come sappiamo bene abbiamo incontrato ieri e ne incontreremo in questi giorni tanti altri campioni dello sport diciamo giocato, però per arrivare a quello c'è comunque molto dietro, sono spesso le società sportive ad esserci dietro e sappiamo bene che il momento che stanno vivendo non è per molte società è un momento di difficoltà magari economica eccetera e quindi è bene anche capire quali sono diciamo le modalità di sostegno alla pratica e alle società che possono essere messe in campo anche grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali o le istituzioni regionali. Do quindi subito il benvenuto ai nostri ospiti, Sindaco Mario Conte di Treviso, l'assessore allo sport Andrea Marin di Montebelluna, l'assessora allo sport del comune di Belluno Monica Mazzoccoli e Giorgio De Lucchi, direttore dell'area sport della Regione Veneto. Il tema è sicuramente molto ampio, vorrei iniziare a circoscriverlo partendo diciamo appunto dal tema del sostegno economico, degli incentivi economici da parte di un'amministrazione comunale, e quindi rivolgo la domanda partendo dal sindaco Conte. Sappiamo che quali sono le iniziative che possono essere messe in atto per sostenere le società, la pratica sportiva, anche in tempi in cui per le amministrazioni non è semplice chiudere i bilanci, non è semplice trovare fondi e incentivi, visto il periodo e la congiuntura. Buongiorno a tutti e complimenti per questa iniziativa che mette al centro il mondo dello sport, che è un mondo che guarda sia al lavoro ma soprattutto è un ambito anche molto sociale. Proprio per questo l'importanza che assume nei nostri territori il mondo dello sport ci porta obbligatoriamente a fare dei ragionamenti per continuare a trovare il modo per sostenere un mondo così articolato, fatto di società, e vorrei sottolineare che vengono praticamente quasi tutte, al netto delle professionistiche, dal mondo del volontariato, perché è fatto da genitori che fanno i dirigenti, che vanno a prendere i bambini, che si occupano della manutenzione dei campi, quindi è un mondo davvero strapieno di valori, però noi crediamo che sia anche una soluzione per tante problematiche sociali che caratterizzano la nostra società, e quindi oggi, che è un periodo duro per tutti, è duro per gli imprenditori, è duro anche per le amministrazioni comunali, però noi dobbiamo per forza di cose mettere al centro le persone. Se vogliamo
garantire loro un futuro importante, soprattutto da un punto di vista valoriale, perché è vero che stiamo vivendo un periodo di grande crisi economica, però secondo me uno degli elementi più preoccupanti per la nostra società è proprio questa crisi valoriale. E quindi laddove ci sono dei contenitori di valori così importanti come lo sport, come la cultura, come il terzo settore, ecco, è responsabilità delle amministrazioni trovare ed inventarsi qualsiasi formula per poter continuare a sostenere. Allora, gli strumenti che abbiamo a disposizione innanzitutto sono, il contributo nudo e puro, che però, credetemi, ormai si fa davvero molto fatica. Bisogna rafforzare le partnership tra pubblico e privato. Bisogna investire andando a pescare anche in Europa, dove ci sono davvero tante opportunità, per esempio per l'efficientamento energetico delle strutture sportive. Stiamo intervenendo su quasi tutte le palestre che sono energivore, le piscine comunali, le piste di atletica che hanno impianti di illuminazione che spendono tantissimo, perché una forma di sostegno alle società potrebbe essere anche quello di abbassare i costi di gestione dell'impiantistica. E poi dobbiamo, come dicevo prima, trovare delle sinergie importanti col mondo privato, perché lì ci sono francamente delle opportunità. Oggi hanno anche, si sentono anche moralmente in dovere di restituire qualcosa ai nostri territori, e se lo fanno sotto forma di sport ottengono davvero molti vantaggi anche da un punto di vista dell'immagine. Però fondamentale è che la politica creda che lo sport sia un punto focale per il futuro delle nostre comunità, e noi siamo convinti di questo. Lo parlo a nome dei sindaci che vedono nello sport come un aspetto non soltanto meramente sportivo ma molto sociale. Cioè, io vorrei fare della mia città un piccolo modello sociale che si basa veramente sullo sport. Noi abbiamo una grande tradizione rugbistica, abbiamo una delle più importanti società a livello nazionale, per esempio, di lotta greca romana, che è uno sport minorissimo, però vedere il quartiere Santabona che compete contro le Fiamme Oro, le Fiamme Argento, per noi è sempre un motivo di grande orgoglio, e provengono da un quartiere. Abbiamo lo scherma, abbiamo il nuoto, abbiamo davvero tantissimi sport, oltre ovviamente al calcio, alla pallavolo e tutti quegli sport più importanti. Però noi crediamo fortemente che un nuovo modello sociale debba mettere al centro lo sport, la cultura e il terzo settore. Per far questo va sostenuto, e quindi anche quando noi immaginiamo e suddividiamo le risorse che abbiamo a disposizione nel nostro bilancio, sebbene ci troviamo a vivere un periodo di grandi restrizioni economiche, per noi lo sport rimane una priorità. Sì, passerei la domanda anche all'assessore di Montebelluna. Da questo punto di vista ha citato il sindaco Conte anche l'importanza della partnership pubblico-private. A Montebelluna qual è, diciamo, lo stato dell'arte? Come sostenete le società del territorio? Sì, innanzitutto grazie dell'invito, bellissima iniziativa. Come diceva appunto il sindaco Conte, stiamo in un periodo che non è facile reperire risorse, soprattutto per le associazioni sportive, però le ringrazio davvero tutte quante le associazioni fatte di volontariato soprattutto, e ringrazio anche i genitori che fanno sì che i giovani facciano sport, perché si lavora, c'è sempre in giro, avere il tempo anche di portare i giovani a fare sport è un sacrificio, lo faccio anch'io con le mie, quindi come amministrazione siamo davvero molto vicini a tutte le società, con le risorse compatibilmente quelle che avremo e abbiamo avuto, comunque i contributi riusciamo sempre a darli. Come diceva il sindaco, abbiamo anche noi efficientato energeticamente le palestre, e dove ovviamente la corrente costa e ne consumano tanta. Le associazioni, come diceva appunto il sindaco prima, fanno un lavoro davvero importante, sportivo, ma lo fanno anche educativo con i nostri figli, dove si trovano i valori, i principi che poi loro troveranno nella loro vita, quindi il sacrificio, la lealtà e saper lavorare in team. Quindi come amministrazione e come assessore allo sport ci tengo davvero tanto. Dopo anni abbiamo anche istituito un progetto giovani che si chiama Monteverso, dove andiamo appunto a fare tavoli cultura, tavoli sport, dove appunto creare degli eventi sportivi per avvicinare a noi e allo sport i giovani. Domenica abbiamo fatto la festa di sport, c'erano 5.000 persone, quindi
l'attenzione è davvero tanta. Abbiamo cercato anche assieme alle associazioni, di trovare dei contributi per riuscire poi a dei giovani volenterosi che sono bravi nella loro attività sportiva e purtroppo non riescono economicamente a fare appunto l'attività sportiva. Ancora non sappiamo quanto sarà il contributo, però davvero è stato importante anche questo, far capire alle persone che lo sport aiuta i giovani, aiuta anche i meno giovani, perché lo sport serve anche ai meno giovani, perché comunque l'hanno fatto, lo faranno e l'attività fisica è importante. L'amministrazione di Montebelluna conta 129 associazioni, 192 a Treviso, siamo secondi a Treviso, quindi è davvero importante e concreto il fatto di essere vicino a loro. Quindi io vi lascio, vi auguro poi la buona prosecuzione e lascio la parola al... Sì, Assessora Mazzoccoli, nel comune di Belluno avete anche mi raccontava un programma di sostegno affinché appunto si possa dare un contributo alle famiglie meno abbienti per permettere ai figli di partecipare alla pratica sportiva. Anche rivolgerei questa prima domanda appunto un po' come vi siete mossi, quali sono le strategie messe in atto, giusto per inquadrare il tema anche lato vostro, che comunque avete un territorio peculiare rispetto magari ad altri. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito e per l'iniziativa. Chiedo scusa per la voce, è già un miracolo che oggi l'abbia, perché ieri ero proprio afona. Sì, allora io vorrei partire dall'articolo 33 della Costituzione, perché lo sport è finalmente entrato nella Costituzione. E la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Questo è il fil rouge di quello che noi cerchiamo di portare avanti. Da anni, già dalla precedente amministrazione, ma comunque abbiamo convintamente portato avanti anche noi il progetto Dote Sport. Dote Sport è il bonus che diamo alle famiglie con fasce di reddito più basse affinché possano permettere ai ragazzi di praticare sport. Lo pubblichiamo solitamente tra fine settembre e i primi di ottobre, che è il periodo in cui le famiglie decidono di iscrivere i ragazzi alla stagione sportiva. Io che mi reputo il cittadino medio e che vedo cosa costa la vita di una famiglia con 2 figli, tutti i giorni lo provo sulla mia pelle, vedo cosa significa pagare una retta annuale a una società di calcio, per esempio, comprare l'attrezzatura, portare il ragazzo alle trasferte e nello stesso mese, settembre, comprare i libri scolastici, per esempio, e tutta l'attrezzatura scolastica. Quindi, onde evitare che la famiglia media, diciamo, per il contenimento dei costi vada a tagliare sullo sport, che come diceva il sindaco e l'assessore prima di me, l'attività sportiva è fondamentale non solo per una crescita fisica sana dei nostri ragazzi e comunque quindi anche una forma di prevenzione su tutta una serie di disturbi che possono essere malattie metaboliche o disturbi cardiovascolari, ma su uno sviluppo, cioè il ragazzo che fa sport cresce sano, io dico sempre qui e qui. Il ragazzo che pratica sport intanto non ha tempo da perdere in quelle che noi chiamiamo le monate, ok? Quindi il ragazzo è impegnato nei pomeriggi tra compiti e attività sportiva, impara l'impegno, impara il sacrificio, impara a rapportarsi con gli altri, a rispettare un avversario, impara a litigare ma anche a chiedere scusa, impara fuori dal campo a rispettare magari colui che gli ha dato un calcio negli stinchi mezz'ora prima. Quindi lo sport deve restare al centro della vita dei nostri ragazzi, come diceva l'assessore, anche al centro della vita anche delle persone più in là con gli anni. Non ricordiamo che dall'acquaticità neonatale, per dire, fino alla ginnastica della terza età, è fondamentale riuscire a sostenere tutti quanti le associazioni sportive. Dote Sport di fatto è un aiuto alle famiglie, ma è anche un aiuto alle società sportive che vedrebbero eventualmente calare il numero di iscrizioni o non riuscirebbero ad incassare tutte le rette. Quindi è uno strumento che aiuta le famiglie ma anche le società sportive. Quindi noi lo portiamo convintamente avanti, lo rifinanziamo ogni anno e fino adesso, io sono assessore da 2 anni ed è la mia
prima esperienza da assessore siamo riusciti ad esaudire il 100% delle richieste. Questo per me è un fiore all'occhiello, insomma, perché crediamo che Belluno sia una città con una vocazione sportiva importante e questo è uno dei segnali. Sì, dottor De Lucchi, per la Regione Veneto immagino che le modalità, le disponibilità siano diverse, anche le strategie messe in atto. Dal vostro punto di vista, quindi, come viene pensata la strategia, insomma, a sostegno dello sport? Grazie, sì, del passaggio. E innanzitutto saluto i presenti, porgo il saluto del mio assessore, l'avvocato Cristiano Corazzari. Sono l'unico tecnico, diciamo, rispetto alle figure istituzionali politiche qui presenti, e quindi ho portato i saluti del mio assessore. Allora, cosa fa la Regione? Quest'anno, nel 2024, la Regione ha avuto il titolo di Regione Europea dello Sport dall'associazione Access Europe, quindi che è un'associazione internazionale che opera a stretto gomito con la comunità europea. Questo ci ha permesso avere anche di un importo sul bilancio regionale maggiore rispetto agli anni scorsi. Quali sono le linee di intervento principali? Perché devo un attimo sintetizzare quelle principali. Noi per le associazioni sportive facciamo un bando ogni anno per la contribuzione all'avviamento allo sport. Quest'anno questo bando, così come l'anno scorso, è stato indirizzato a dare contributi per l'acquisto di piccola attrezzatura sportiva a favore delle associazioni sportive che organizzano corsi di avviamento allo sport. È stato un bando da 1 milione di euro, lo stiamo chiudendo, abbiamo ricevuto tantissime domande, quasi 700 domande. E il secondo intervento di contribuzione da parte della Regione riguarda invece l'organizzazione di eventi sportivi sul territorio. Anche quest'anno questo bando ha avuto un importo maggiore rispetto agli anni scorsi e lo stiamo chiudendo anche questo. Ci sono state circa 200 domande e ne riusciremo a finanziare e a dare un contributo quasi alla totalità di esse. Gli interventi poi della Regione riguardano un progetto che viene diciamo attuato tramite l'ufficio scolastico regionale. Con l'ufficio scolastico regionale abbiamo ottimi rapporti, chiudiamo ogni anno una convenzione. Quest'anno, che è un importo di 300.000 euro, andiamo a dare un contributo all'organizzazione di tutte, diciamo, le attività sportive all'interno degli istituti scolastici, soprattutto delle competizioni sportive che si svolgono al loro interno, e poi anche in questo caso abbiamo voluto dare un importo rilevante alle scuole per l'acquisto di piccola attrezzatura sportiva. È un fatto che naturalmente è stato molto gradito dalle scuole. Questo è un contributo che viene dato esclusivamente alle scuole primarie che sappiamo che hanno il cosiddetto professore di educazione fisica in quarta e quinta elementare ormai. Alcune scuole più sfortunate sono carenti, diciamo, di palestra, e questa piccola attrezzatura sportiva deve servire a costruire, diciamo, un percorso sportivo all'interno, anche nel semplice cortile della scuola. C'è poi il bando ad esclusivo riservato a tutta l'attività paralimpica. Anche in quest'anno, anche questo bando ha avuto un importo maggiore rispetto a quelli degli anni scorsi. Questo è un bando che si sta chiudendo. Prevediamo che ci sarà una forte, naturalmente, presentazione, un forte numero di associazioni che presenteranno domanda.
Mi pare di aver enunciato un po' quelli Sì, più rilevanti. volevo inserirmi con una domanda. Ha detto appunto, citato il tema della regione europea dello sport, e appunto ha detto molti bandi sono stati, hanno avuto importi maggiori. Quanto ha contribuito, se si può dire, insomma, il fatto di essere regione europea dello sport al bilancio o comunque allo stanziamento di fondi? Allora, ha contribuito con diciamo un importo, anche grazie all'aiuto dello Stato, sia ben chiaro, da parte del Dipartimento per lo Sport, di un importo che ha sfiorato il 1,5 milioni di euro, quindi un importo rilevante. Sto parlando per importi esclusivamente riservati all'attività motoria sportiva. Altri importi più rilevanti hanno riguardato l'impiantistica sportiva, su cui si è dato corso con un bando che si è già chiuso presso la Direzione Lavori Pubblici. Quindi stiamo parlando di importi diciamo ben diversi rispetto a quelli, diciamo, annuali, tradizionali che si mettevano a bando l'anno scorso. Sì, mi inserisco quindi su questo tema. Abbiamo citato appunto anche le infrastrutture che sono state citate anche prima. Sappiamo che in molti casi si leggono anche nei giornali, si iniziano i lavori per una nuova palestra, un nuovo palazzetto, e poi si va ad affrontare il tema degli extra costi o comunque di costi maggiorati. Dal punto di vista di un'amministrazione comunale, quanto è impegnativo, quanto è difficile poter intervenire nell'ammodernamento o nella creazione di nuove strutture, visto che comunque si dice spesso in Italia che ci sia carenza di impianti per le scuole e in generale per le società. Rivolgerei la domanda a partire dal sindaco Conte, ma poi vorrei sentire anche comunque un commento su questo dagli assessori. Un casino, si può rispondere? Nel senso che noi ci troviamo in un periodo storico, siamo nel 2024. Faccio un esempio: io ho lo stadio Tenni che ha 80-90 anni di vita, ho le piscine comunali che hanno 50 anni di vita. Quando un edificio di quel tipo arriva ad avere 50 anni di vita, ti trovi davanti a un bivio se conviene intervenire per riqualificarlo o demolirlo completamente per ricostruirlo nuovo, e con l'efficientamento energetico, eccetera. Il tutto sarebbe semplice come ragionamento se tu hai a disposizione un sacco di risorse. Il problema è che le risorse dirette del comune non ce le hai. Ci sono, a onor del vero, tante opportunità a livello regionale, a livello ministeriale. Penso anche al credito sportivo che sta facendo delle ottime operazioni nel nostro territorio. Ripenso ancora all'Europa, soprattutto quando si parla di efficientamento energetico, però è una fase davvero tanto delicata perché cambiano le norme, cambiano anche le responsabilità e cambiano quindi i parametri di sicurezza delle strutture sportive. Sottolineo giustamente, perché è giusto che chi fa sport e chi lavora all'interno di ambiti sportivi lo faccia nella massima sicurezza. È altrettanto vero che chi si trova nel dover garantire gli spazi adeguati alle società ha una bella gatta da pelare. Però devo dire che grazie alle varie opportunità che a tutti i livelli sono state messe in campo, gli interventi sugli impianti sportivi, dall'adeguamento, dal semplice abbattimento delle barriere architettoniche agli adeguamenti degli impianti, piuttosto che il rifacimento di palestre, stiamo dando una risposta importante a un numero di società che è sempre più crescente, e questo è un elemento che ci riempie di orgoglio, ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità, perché uno fonda una società, raccoglie 10 bambini, il primo appuntamento che fa è col sindaco perché abbiamo bisogno di una palestra, di un campo. Adesso cercheremo di trovare. Stanno nascendo anche sport, dico per esempio adesso negli ultimi anni è esploso anche il calcio femminile, che fino a qualche anno fa per esempio non c'era. A Treviso è nata la Treviso Women, e quindi hanno anche loro diritto di avere un campo, e quindi stiamo investendo per esempio
con un accordo pubblico-privato, perché per esempio a scomputo oneri di certe opere io cerco di dirottare quegli oneri a scomputo su interventi sportivi, quindi realizzeremo il secondo campo sintetico e poi piano piano cerchiamo di adeguare. È un lavoro molto complicato, però lo dicevo prima, sia quando si parla dei sostegni alle società, sia quando si parla di impiantistica, è un dovere nostro, perché se crediamo veramente in una società che mette al centro lo sport, la cultura e il terzo settore, dobbiamo creare le condizioni perché i bambini possano farlo in sicurezza, in ambienti accoglienti e in ambienti protetti. E quindi sono convinto, parlo un po' a nome dei sindaci del Veneto, perché io rappresento da presidente ANCI, però ho visto che tutti stanno facendo grandi sforzi da un punto di vista della riqualificazione e rigenerazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi, e credo che questo sia anche per la Regione Veneto un motivo di grande orgoglio, perché ricordo la vocazione sportiva di questa regione in tutte le sue caratteristiche, e per continuare a essere una delle regioni più sportive a livello nazionale dobbiamo avere dell'impiantistica adeguata. Sì, un inciso, poi passiamo la parola. Il PNRR ha dato uno slancio in questo senso, oppure... Ma il PNRR, in realtà la voce sport era un po' assente nelle varie suddivisioni del PNRR. Certamente però la parola efficientamento energetico ci ha consentito di inserire tante strutture sportive all'interno di questa grande opportunità, che ricordo essere una corsa contro il tempo, una corsa ad ostacoli, cioè siamo diventati, oltre che bravi amministratori, anche degli ottimi sportivi, corsa ad ostacoli e corsa a velocità da un punto di vista burocratico, progettistico, cantieristico e rendicontistico, perché entro il 2026 dobbiamo aver realizzato e rendicontato tutto, e devo dire che anche qui con grande orgoglio i sindaci veneti sono tutti a buon punto nel cronoprogramma delle realizzazioni delle opere. Però sì, la parola sport nel PNRR mancava, ma grazie all'efficientamento energetico i sindaci sono riusciti a reinserirla dentro attraverso l'impiantistica sportiva. Sì, eppure appunto, dico un inciso, lo sport comunque abbiamo detto prima è stato riconosciuto anche nella Costituzione e comunque ha un valore sociale molto importante, e questo forse meritava magari un riconoscimento diverso da questo punto di vista. Assessore Marin, nel vostro comune a che punto siete appunto nell'efficientamento delle infrastrutture e come si riescono a far quadrare i conti, diciamo? È difficile, come diceva il sindaco, hai toccato due temi importanti, stadio e piscine, le abbiamo anche noi a Montebelluna, quindi sappiamo quanto sia davvero un problema. Comunque devo iniziare intanto a fare un plauso al mio sindaco, che vi porta i saluti ad Alberto Bordin, anche a te sindaco, perché ci siamo istituiti 3 anni fa, e la prima cosa che ha fatto è istituito appunto l'ufficio bandi PNRR, per andare a intercettare questi bandi che arrivavano. Noi ne abbiamo intercettati abbastanza. Devo dire che andiamo a mettere a posto in sistemazione 5 palestre, quindi abbiamo fatto un grande lavoro, una demolizione e ricostruzione, poi un'altra anche con finanziamento da parte nostra, quindi abbiamo speso davvero centinaia e migliaia di euro. Lo sport, diciamo che veniva poi in secondo piano, perché come diceva anche prima il sindaco, ci sono gli edifici 50-60 anni fa, quindi cambiano le regole, cambiano tante cose. In corsa, perché tu vai a percorrere il percorso del bando, ma devi avere il progetto, devi correre, devi fare davvero i salti mortali, e qua ringrazio gli uffici comunali che sono stati pronti e bravi a intercettare appunto tutti questi bandi. 5 palestre, si studia, i ragazzi vanno a studiare in sicurezza, ma come diceva il sindaco, anche sport in sicurezza. Abbiamo fatto davvero un grande lavoro, secondo me abbiamo fatto tanto, ancora c'è da fare, però siamo davvero, il sindaco mio è stato lungimirante intanto a istituire l'ufficio. Gli uffici hanno intercettato davvero tanti bandi, adesso abbiamo messo a posto anche energeticamente parlando il campo di rugby, 2 campi di calcio, 5 palestre, quindi siamo davvero nella strada giusta per far sì che lo sport a Montebelluna, come è sempre stato, ad alti livelli. Abbiamo i medaglieri, le nostre piscine, abbiamo davvero tanti atleti, la Callegari, la Piccoli, quindi importanti, col Bertallo, che hanno partecipato anche alle Olimpiadi, quindi Montebelluna ha davvero fucina di atleti importanti. Come amministrazione ci crediamo, speriamo ovviamente arrivino altre risorse
nella regione e dall'Europa, visto che qua arriva qualcosa ancora, gli uffici saranno attenti per poi guardare e trovare i bandi. Ecco, quindi come amministrazione mi sento davvero, sono contento di aver lavorato bene in questi 3 anni e ovviamente ringrazio tutti i miei colleghi e della Giunta e del Consiglio che avvalorano sempre quello che poi vado a presentare. Sì, Assessora Mazzoccoli, so che le infrastrutture non rientrano nelle sue competenze, però immagino che come Assessore dello Sport poi ci sia anche modo di confrontarsi con questi temi, con queste problematiche delle infrastrutture. Belluno, a questo punto di vista, come è messa? Allora, per forza di cose, io sono il primo step. Quando una società sportiva ha un problema all'interno di una struttura, va dall'assessore allo sport, anche se noi abbiamo tenuto l'edilizia sportiva sotto i lavori pubblici, quindi gli uffici non fanno direttamente riferimento a me. Cosa dire? Io faccio sempre questo esempio. Abbiamo un letto matrimoniale con una copertina da culla, quindi tiri di qua e scopri di là. Sono tempi in cui devi fare delle scelte cercando di privilegiare eventualmente alcune che abbiano comunque un risvolto sociale importante. Abbiamo preso anche noi finanziamenti, li hanno presi i nostri predecessori, noi li stiamo portando avanti. L'anno prossimo verrà aperto un nuovo ramo del Palazzetto De Mas, sono stati creati dei vani nuovi, appositi, per ginnastica artistica, arti marziali, scherma, perché sono delle attività particolari che si svolgevano all'interno di un altro palazzetto, ma creavano degli intoppi con altre società, perché pensiamo solo alla ginnastica artistica in cui le ragazzine usano la magnesite, al termine della loro lezione arrivavano quelli del basket e non potevano giocare perché si inchiodavano sul parquet e quindi diventava difficile anche la convivenza tra associazioni. Lo stadio nostro, che andrà sotto lavori per un paio d'anni, verrà adeguato anche per serie di categoria superiore, e adesso abbiamo partecipato a un bando regionale, Giorgio, perché la nostra spina nel cuore è un po' il palazzetto, l'arena giù a Lambioi, il palazzetto in cui giocano 3 squadre di rispettive Serie A, il calcio a 5, la pallamano e la pallavolo. Quindi abbiamo bisogno anche noi di finanziamenti per il tetto, che efficienteremo anche noi. Quindi tra Regione, GSE, Istituto di Credito Sportivo, insomma in qualche modo si cerca di arrabattarsi, chiaro. Per le spese invece, quelle più abbordabili, cerchiamo di tirare fuori fondi dai nostri bilanci, questa rotazione, per esempio anche le palestre delle scuole elementari e scuole medie. Quest'anno abbiamo provveduto a una scuola media di Castion, rifacendo tutte le righe dei campi. Cioè io, tanto per dare una misura di che cosa costa mettere 3 righe per terra, che dico, ah vabbè, sarà un lavoretto da poco. No, 3 righe di campi costano oltre 7.000 euro. Tu hai 10 palestre, vedi un po' che cosa ti costa se volessi rifarle tutte. E quindi si cerca dappertutto, si cercano i finanziamenti, si va in regione e qualche volta si chiede anche sostegno ai privati, perché è inevitabile. Quindi è anche un lavoro molto di relazione con gli enti pubblici, con gli enti di promozione, con il CONI. Vedo qua davanti il nostro delegato provinciale, il dottor Soccal, col quale collaboriamo a pieno ritmo, con le casse rurali, con le banche, cioè, ovunque si possa andare a chiedere un supporto per lo sport. Penso che sia poi un ritorno anche non solo di visibilità, ma anche di immagine, perché tu spendi a favore di qualcosa di positivo per il tuo territorio. Sì, ha detto una parola che i privati, quindi anche penso le imprese. Nel mio piccolo collaboro con una società di pallamano nel Vicentino e so quali sono un po' le difficoltà, anche nell'intercettare il sostegno dei privati. Cosa può fare anche un'amministrazione comunale o un'istituzione nel favorire l'avvicinamento tra le società e i privati da questo punto di vista? Quello che io chiamo il sostegno relazionale, cioè creando dei contatti, presentando le società, creando degli eventi, aiutando le società sportive magari a creare il torneo, sostenendoli e
creare gli incontri, perché poi a un certo punto è anche questione di relazioni. L'importanza appunto anche delle relazioni tra regione, comuni, enti di promozione, mi viene in mente ICS, Xen, Endas, società private, tutto, cioè le relazioni creano un giro, un indotto. Quindi questo può fare l'amministrazione, certo non è che posso andare da un privato a dire ti impongo di dare qualcosa a, però creare dei contatti sicuramente sì. Sì. Nel Trevigiano invece da questo punto di vista ci sono, anche nel bellunese ovviamente, ma anche nel Trevigiano molte aziende d'eccellenza, poi il distretto dello Sport System nel vostro territorio, da questo punto di vista come si fa sistema anche col mondo privato a sostegno dello sport? No, intanto vorrei portare la solidarietà al dirigente della regione, perché qui con 3 amministratori che domanda che è in pubblico, che è costretto a dir di sì, perché non potresti dir di no, e quindi grazie intanto per tutti i contributi che darai a questi 3 comuni. No, però è un brutto ruolo il suo oggi, perché raga, a cassetta di Ischei con 3 sindaci là che fa pressione in pubblico, va male a dire. Vedi. Però noi, oltre a fare sinergia con i privati, credo che sia arrivato anche il momento di fare sinergia tra comuni, nel senso che a Treviso abbiamo messo in campo un progetto che si chiama, non ha tanta fantasia il nome, si chiama Grande Treviso. Cioè vuol dire un'area vasta che comprende 21 comuni dell'Interland trevigiano che distano, partendo da Piazza dei Signori, se noi prendiamo un compasso, farla grande 10 chilometri. All'interno di questo raggio ci sono 21 comuni che girano attorno, no, al capoluogo. Allora dico, siccome siamo anche in difficoltà da un punto di vista delle strutture, se non è il caso di Montebelluna perché è un po' più distante, però se Montebelluna fosse il comune adiacente al mio e c'ha un palazzetto dello sport nuovo appena fatto e io ho 2 campi in sintetico, ma perché io non metto a disposizione anche i miei campi per il comune di Montebelluna? Il comune di Montebelluna non mette a disposizione il suo palazzetto, magari rafforzando i collegamenti tra Montebelluna e Treviso, rafforzando le piste ciclabili. Devo dire che dobbiamo trovare delle soluzioni alternative che non siano che ogni comune deve farsi la sua palestra, il suo campo perché sennò è infinita la cosa, no? E su questo anche tanti altri sono i temi. E devo dire che sulla Grande Treviso stiamo cominciando a ragionare anche da questo punto di vista. Facendo così rafforzi le società, aumenta il numero dei tesserati e faciliti anche l'avvicinamento del mondo privato, perché il mondo privato viene certamente per restituire, viene per presentare i propri prodotti, viene anche, diciamolo, per fare anche un po' di business, perché cioè, non è che qua gli imprenditori sono chiamati soltanto a dare indietro ciò che magari non sono ancora riusciti ad avere. Allora, più forti sono i nostri imprenditori, meglio lavorano, sulla qualità lavorativa non c'è nessuna discussione da fare perché sono un esempio a livello mondiale, lo Sport System Veneto è un esempio a livello mondiale. È altrettanto vero che noi dobbiamo creare le condizioni perché le nostre comunità possano affidarsi da un punto di vista professionale a questi imprenditori e questi imprenditori di conseguenza aiuteranno le amministrazioni ad investire e a continuare a far crescere questo volano. Quindi io dico anche le amministrazioni, e lo dico perché è sempre difficile ragionare fuori dal proprio confine comunale, però dobbiamo cominciare a mettere in rete tutte le strutture che noi abbiamo, magari rafforzando sempre in modo intercomunale i collegamenti, perché se c'è un'ottima palestra che può essere usufruita anche dai ragazzi di Treviso e con un bel collegamento, con una vetta, io posso portarli in sicurezza, forse io posso impegnare quelle risorse che io vorrei realizzare per fare un palazzetto su un campo, su una pista di atletica, su qualcos'altro che magari può essere sinergico anche a Montebelluna. Dico che dobbiamo fare tutti lo sforzo di non ragionare, perché i campanilismi, cioè noi siamo la terra dei campanili e va benissimo, però sono i campanilismi che non vanno bene e quindi non dobbiamo fare la gara a chi ha il campo più bello o a chi ha la palestra in più. Dobbiamo mettere in sinergia un territorio per dare risposta a un territorio, cioè dobbiamo cominciare a ragionare da comunità vasta
per dare risposte concrete su un ambito, quello sportivo, che credetemi rappresenta la salvezza delle nostre comunità. Sì, in un libro, esco dal Veneto, in un libro Modello Emilia si parla proprio di spirito di comunità delle imprese che collaborando tra di loro, collaborando con le istituzioni, riescono a creare dei progetti a sostegno dei territori, delle comunità, e in questo senso mi rinfranca, diciamo, sapere che anche in Veneto i comuni stanno lavorando e tra di loro e con le imprese per poter arrivare ad avere dei progetti di incentivazione, di promozione del territorio in questo senso, e a beneficio poi delle comunità. A Montebelluna, nel cuore del distretto dello Sport System, immagino che diciamo, l'aiuto delle imprese, la presenza dei privati sia in qualche modo, non dico facilitata, ma magari possa dare anche uno spinta in più alle società sportive. Beh, devo dire che intanto sono d'accordo col sindaco che dice che se i comuni si mettono assieme, credo sia davvero una coalizione importante, riuscire poi ad andare a fare tutte le cose assieme, uno alla palestra, l'altro alla piscina, quindi dopo ti rispondo, ma volevo continuare col discorso che diceva il sindaco. Noi come Montebelluna abbiamo creato un'area montebellunese, sono 10 comuni, sono quelli più vicini. Al momento stiamo lavorando nel mondo del lavoro, adesso divago un attimo, siamo nel mondo del lavoro, abbiamo un progetto, si chiama Progetto Radar, dove appunto intercettiamo le richieste, le domande degli imprenditori, dei giovani, però il discorso dello sport, quello volevamo appunto rientrare sia con i giovani, per fare con i giovani, ma anche il discorso sportivo. Poi a Montebelluna c'è un'altra, si chiama Six Team, sono 6 associazioni che si sono messe assieme, ognuno la sua entità, pallavolo, basket, scherma, nuoto, altri 2 che non mi ricordo adesso, dopo mi vengono in mente, si sono messi assieme appunto per andare a intercettare i contributi che ci sono per le associazioni sportive. Quindi credo che loro siano stati lungimiranti su questa cosa e credo che il percorso sarà quello. Mi sentite? Ok, sarà quello e sarà soprattutto importante. Sport System, imprenditori a Montebelluna ci sono, per fortuna, sono presenti. Tante volte vado anch'io personalmente a batter cassa, come che si dice, però voglio presentare il progetto, ci diano una mano le sezioni sportive, sono sempre presenti, raccolgono con grande entusiasmo quello che viene fatto sportivamente per i nostri giovani. Quindi il collegamento amministrazione pubblico-privato credo sia davvero importante, al momento rispondono bene, dopo sai non è che si possono mettere centinaia e centinaia di migliaia di euro, però l'importante è che ci sia la volontà per creare un rapporto con noi, con il pubblico ed essere presente quando la manifestazione come la festa di sport, che l'abbiamo terminata domenica, c'erano tanti imprenditori, ci hanno dato una mano, quindi sono volenterosi, ci credono, credo anch'io a loro e credo davvero che lo sport è un veicolo importantissimo per i giovani, perché poi loro nella loro strada troveranno tutti i principi, quindi davvero importante anche il collegamento, come dicevate prima. Sì, adesso un tema che è emerso un po' in molti dei vostri interventi è quello appunto del valore dello sport. Adesso ci arriviamo, volevo prima coinvolgere ancora il dottor De Lucchi. In Veneto c'è una peculiarità per certi versi che è la carta etica dello sport. Che finalità ha e che contributo dà al mondo dello sport veneto? Sì, la carta etica dello sport ce ne sono decine, anche ogni comune spesso si approva la sua carta etica per lo sport. La carta regionale per lo sport, che ormai 4-5 anni di vita, è caratterizzata dal fatto che poi realizza un bando con le scuole e con le associazioni sportive, un concorso che si chiama Disegna a fumetti la carta etica, in cui scuole e associazioni sono libere di prendere uno dei 14 articoli della carta etica e di provare a buttar giù e raccontare una storia che metta in rilievo uno dei principi, diciamo, del fair play. È un concorso che ha un buon successo, naturalmente è sorretto anche da un testimonial sportivo importante. Abbiamo avuto la Federica Pellegrini come testimone, abbiamo avuto il calcio di Verona, il calcio Venezia, l'Imoco Volley
di Conegliano. Abbiamo avuto, insomma, ultimamente abbiamo avuto il nuotatore medaglia d'oro, che adesso non mi ricordo più come si chiama, insomma, e questo permette nell'ambito dell'orario scolastico ai ragazzi di discutere, di parlare, di confrontarsi, di litigare anche, mi dicono, su come disegnare questo fumetto. Da 2 anni a questa parte abbiamo esteso anche raddoppiato, prevedendo un concorso realizza il video sulla carta etica. Abbiamo avuto delle presentazioni di lavori anche di un certo livello, una certa meraviglia. Mi ricordo quello che ha vinto l'anno scorso, che è veramente da far venire la pelle d'oca a guardarlo, e anche quello di quest'anno. Sono momenti di riflessione all'interno delle classi, che secondo me aiuta naturalmente, è un momento di partecipazione e di formazione, naturalmente con l'ausilio degli insegnanti. È una cosa che abbiamo solo noi in Italia, credo, almeno fino all'anno scorso l'avevamo solo noi, ed è stato uno dei motivi che ci ha premiato, diciamo, con il titolo di Regione Europea per lo sport. Sì, questo aspetto sottolinea appunto anche il valore sociale che ha lo sport, nel senso che al di là, quando si parla appunto di sostegno alla pratica sportiva, bisogna anche ricordare, appunto, come avete detto molto bene prima, che lo sport ha un valore e in certi aspetti, in certi casi, in certe situazioni può essere anche un mezzo per uscire e per cercare di dare delle risposte soprattutto ai giovani che magari diciamo, a portarli fuori dal mondo della strada. Nel caso di Treviso c'è stati fenomeni anche recenti di episodi di violenza, comunque di baby gang. Da questo punto di vista, che cosa può fare lo sport per questi giovani? Ma lo sport servirebbe anche per i genitori delle baby gang, perché imparerebbero un po' i valori del rispetto, del sacrificio, il sacrificio di fare i genitori, e servirebbe sicuramente ai giovani. Io sogno una società, l'avevo anche scritto nero su bianco e mandato a tutti i ministeri. Mi ha risposto soltanto quello dello sport, però in modo così un po' vago. Però io credo che sia arrivato anche il momento di ridisegnare un nuovo modello sociale. È evidente che c'è qualcosa che non funziona in questa società, però senza star lì a dare la colpa, a scaricare la responsabilità, io credo che il mondo è cambiato e forse dobbiamo cambiare anche noi un pochino, no? Allora, se è evidente, come dicevo prima, che c'è una crisi valoriale, per compensare questa crisi valoriale noi dobbiamo immergere i nostri giovani in modo spontaneo, naturale, divertente e condiviso in ambienti colmi di valori che possono essere le società sportive, le associazioni culturali o le associazioni di volontariato, rendendolo, secondo me, soprattutto quando l'età è piccola, quasi obbligatorio questo passaggio, piuttosto che i ragazzi rimangano a casa interi pomeriggi da soli, davanti a TikTok, davanti a Netflix, davanti alla PlayStation. È meglio che stiano in forma obbligatoria, ma se cominciano da giovanissimi l'obbligatorietà non è un peso. Perché è meglio che stiano su un campo da calcio, su un campo da basket, su un teatro, in una scuola di canto, in una scuola di musica, a servizio della comunità, a fare del volontariato. E dico questo perché secondo me il ruolo della scuola, unita allo sport, unita alla cultura, può davvero fare molto. Mi piace raccontare un piccolo aneddoto che un ragazzo etichettato come bullo, perché in effetti lo era, cioè lui menava i coetanei, suonava tutti i campanelli del quartiere, petardi dentro le cassette della posta. Un giorno ho detto, questo ragazzo qua, sul quale in parte un pochino mi rivedo quando ero piccolo, non a quei livelli, però insomma, anch'io ero vivace, non ai livelli di bullismo, e sono andato a conoscerlo e ho trovato un ragazzo tolto dal gruppo, molto fragile, ma con un talento, e gli ho fatto vivere un'esperienza. Gli ho detto, guarda, oggi pomeriggio pantaloncini corti, scarpe da ginnastica, l'ho mollato in un campo da rugby con i suoi coetanei e la squadra di rugby aveva come unico obiettivo menarlo per un'ora.
con l'obiettivo di rubargli il pallone come si fa nel rugby. Da lì lui ha cominciato a giocare a rugby, è cambiato completamente perché si è posto un obiettivo, ha capito che se ti impegni, se ti sacrifichi, puoi ottenere qualcosa di importante, ha conosciuto lo spirito di squadra, ma non del branco, della squadra, ha conosciuto la parola sostegno, che nel rugby è fondamentale, ha conosciuto i valori del rugby e oggi è diventato un punto di riferimento addirittura per la sua famiglia, laddove ci sono i veri problemi di quel ragazzo. E quindi io credo fortemente nello sport. E quindi quando dico che ho scritto che dobbiamo ridisegnare un modello sociale, lo dico perché io sono il primo tifoso dei giovani. Però vorrei anche dire una cosa, perché lei è giornalista, giusto? Sì, sì. Quando parliamo delle baby gang, parliamo di un numero molto ridotto di ragazzi rispetto alla totalità. Però è evidente che un ragazzo che compie un reato fa più notizia di un ragazzo che vince una gara di atletica. Ecco, i numeri ci dicono però che se un ragazzo rompe le balle, ce ne sono nello stesso momento più di 10 impegnati in palestre, in teatri e in associazioni di volontariato. Questa è la verità dei nostri giovani, cioè i nostri giovani sono estremamente bravi e ci regalano grandi soddisfazioni. C'è una piccola fetta di quei giovani che sta manifestando dei disagi sui quali ovviamente dobbiamo intervenire e dobbiamo intervenire con questi strumenti che sono lo sport, la cultura e il sociale, perché se aspettiamo dobbiamo intervenire con le forze dell'ordine. Sì, Assessore, chiederei un commento anche a voi su questo tema del nuovo modello sociale o comunque valoriale anche tramite lo sport per i giovani, per le famiglie. Sì, come diceva il sindaco, è cambiato e noi dobbiamo dargli incontro a questo cambiamento in maniera più precisa possibile, non dimenticandoci che siamo stati giovani anche noi, no, dei baby gang, però quindi più o meno, no, quindi davvero ci ricordiamo che noi eravamo giovani e il cambiamento c'è, gli andiamo incontro cercando di sbagliare il meno possibile. Io allora con Six Team, che vi dicevo prima, ho organizzato tante cose a Montebelluna in questi 3 anni. Abbiamo fatto per esempio una tappa italiana di beach rugby e anche pallavolo beach volley. Abbiamo fatto la prima spiaggia in un parco. Quindi quando si fa tutti gli eventi di spiaggia, noi l'abbiamo fatta al Parco Manin, che è il nostro parco che abbiamo in piazza. Una corsa di sera, la facciamo di sera perché magari i giovani vengono lì, guardano la corsa, si appassionano allo sport, quindi ne va a farmi casino. E poi il basket 3 contro 3 a Montebelluna, sempre di sera, così i giovani vengono, sono già fuori alla sera, invece di andare a fare scorribande, si fermano, guardano lo sport, e dicono, ma mi piace, fai. Quindi potrebbero iniziare l'attività sportiva che ovviamente non che salva, però davvero li rimette un po' in retta via. Quindi come assessore ho anche le politiche giovanili, quindi sono davvero dentro a questo tema. Dopo anni abbiamo istituito un progetto giovani che si chiama Monteverso, creato dai giovani con le scuole. Abbiamo fatto anche un questionario perché volevo capire, cioè riconosciamo i problemi, le fragilità che hanno i giovani, però volevo capire davvero a cosa avevano bisogno questi giovani e emerge l'isolamento. Emerge l'isolamento. Quindi abbiamo cercato di capire come portarli fuori questi giovani, no Netflix, PlayStation o quello che ne è. E quindi ho pensato attività fisica, attività sportiva in piazza, in centro, avvicinarli all'amministrazione, perché io tante volte ho dato il mio numero ai giovani, ma non perché voglio farmi vedere più bravo. Avete bisogno, avete un problema, chiamatemi, cercherò di risolverlo. Dopo probabilmente dovremo intercettare più che i giovani i genitori tante volte, perché probabilmente qualcosa sbagliamo, ma non è colpa di tutti, è 1 su 10 che fa un po' il terribile. Però dico già, salvarne un ragazzo su 100 già è un successo. Credo davvero lo sport ha tutti i valori, come dicevo prima, che possono aiutarlo poi nella vita. Quindi io sono soddisfatto per quello che stiamo facendo a Montebelluna. Ogni tanto c'è un problemino, ma è tutto risolvibile al momento, non succedono per fortuna casi eclatanti come succede a Bergamo e parti di là. Quindi grazie e credo davvero che lo sport ci aiuti, ci aiuterà e aiuterà i giovani ad andare appunto avanti nella loro vita con dei valori che troveranno poi. Assessora Mazzacoli, un commento su questo tema. Ma allora, diciamo che Belluno non ha
un problema di baby gang forte come magari altri centri. Mi aggiungo al coro, ero anch'io una scatenata, una bambina scatenata che giocava coi maschi e menava i maschi. Quindi allora, le attività che abbiamo cercato di fare negli ultimi 2 anni, dedicate anche proprio al disagio che hanno i giovani, le abbiamo fatte passare tramite la scuola. Incontri con i ragazzi, abbiamo invitato magari degli ospiti come la ballerina la Simona Azzori, che è per chi non la conosce, una ballerina e pittrice che è nata senza braccia, portando anche i ragazzi a un punto di riflessione, perché tanti adolescenti, io ripeto, porto il mio termometro personale della famiglia perché io ho una ragazza di 16 anni in casa e un ragazzino di 13 e vivo quotidianamente quelli che sono i drammi, diciamo i complessi che hanno questi ragazzi. Cerco in tutti i modi di tenere la TV spenta il più possibile, tenerli lontani da questi cellulari e tablet. Uno è sportivo, ringraziando il cielo, l'altra dipinge, quindi trova il suo sfogo nell'arte e la sua forma di espressione, però appunto portando i ragazzi a riflettere. Abbiamo invitato motociclisti e calciatori a parlare anche di come lo sport li ha tenuti lontano da determinate forme di dipendenze e non ultimo in primavera con Silvia Biasi. Silvia Biasi è il libero della nazionale italiana di sitting volley, è una ragazza di Conegliano, è stata anche a Parigi recentemente per le Paralimpiadi. Far capire che anche una disabilità si può superare e quindi qualunque problema può essere affrontato, che la risposta è dentro di noi e che lo sport può essere la via d'uscita per una serie di problematiche. Quindi sperando che con questi messaggi anche si possa contribuire al superamento di problematiche giovanili. Sì, siamo andati a toccare, come avete visto, un tema appunto apparentemente forse distante da quello che doveva essere un po' il titolo del panel, però secondo me è fondamentale fare una riflessione anche su questo, perché sostenere lo sport significa appunto anche sostenere i giovani sostanzialmente e incentivarli a praticare sport. Darei ora spazio a domande dal pubblico, se qualcuno di voi avesse delle domande da rivolgere ai nostri relatori. Salve. Oltre alle iniziative per i giovani che sono sempre più essenziali, soprattutto nell'ultimo periodo, avete mai pensato di attuare anche iniziative per gli anziani per facilitare il movimento? Perché comunque l'educazione fisica adattata, come alcuni di voi sapranno, tramite la nuova riforma dello sport, che presto saranno i kinesiologi saranno prescritti proprio dal medico di base, se avete anche progetti su di loro in modo da facilitare il loro migliorare il loro livello di vita, insomma. Allora, assolutamente sì. Iniziative messe in campo sono per esempio organizzare delle giornate anche per persone un po' più in là, diciamo negli anta, okay, a provare determinati tipi di attività, intanto in forma gratuita, ma che gli facciano capire che tutti possono praticare e poi chiaramente ci sono le associazioni e le strutture sportive del posto che supportano e che organizzano corsi durante l'anno, ma intanto noi facendogliele provare, invitandoli in piazza, organizzando le pedonate, organizzando lo yoga al parco, organizzando anche attività tipo lo sport in piazza, che non è solo per i bambini, ma anche per gente più in là con gli anni. La giornata nazionale dello sport che abbiamo organizzato insieme al CONI per presentare tutte le federazioni e tutte le attività presenti sul territorio. Abbiamo invitato anche un'organizzazione che si chiama Special Olympics, che sarà presente anche a Sport in Piazza. Chiaramente Special Olympics guarda un po' più al mondo della disabilità, però
Occasioni ce ne sono, le organizziamo, convochiamo gratuitamente la cittadinanza e personalmente vedo che c'è molta risposta. Sì, confermo, nel senso che noi stiamo organizzando tutta una serie di attività, dalla ginnastica alla camminata in ogni singolo quartiere, proprio per avvicinare anche queste opportunità agli anziani che hanno caratteristiche diverse rispetto ai giovani, quindi devi portargli l'attività, non dico sotto casa, ma quasi, nel senso che devi proprio facilitare al massimo e devi creare dei momenti di aggregazione, perché anche l'aggregazione per loro è un'ottima soluzione contro la solitudine, per esempio, e già trovarsi, per esempio, in un gruppo a fare della palestra, degli esercizi anche molto semplici, che però hanno una funzione molto importante per loro da un punto di vista fisico, sia del benessere fisico e mentale. Noi lo stiamo facendo grazie anche in questo caso a delle associazioni che io ritengo davvero straordinarie, perché con poco svolgono un servizio importante. E poi volevo aggiungere una piccola cosa che mi è venuta in mente, che noi abbiamo unito la parola sport alla parola sostenibilità, nel senso che anche da noi il prossimo anno saremo la Green Way, quindi la Green Capital europea per le città sotto i 100.000 abitanti, e abbiamo integrato questo percorso di sostenibilità anche con gli eventi sportivi e con le società sportive, cioè incentivando maggiormente quelle società che metteranno in campo delle pratiche di sostenibilità. E quale può essere? Invitare i propri atleti, i propri tifosi a venire, anziché in macchina, per esempio in bicicletta, venire allo stadio utilizzando i mezzi pubblici, cercando di diventare una società plastic free, tutte quelle azioni che possono aiutare anche l'ambiente in cui viviamo, oltre che il tema sportivo, per noi sarà un elemento premiante, così come sarà premiante appunto il coinvolgimento di persone di tutte le fasce d'età e ovviamente anche persone con disabilità, che sono un punto di forza dello sport trevigiano. Ricordo che abbiamo tantissime società che ci regalano anche grandi soddisfazioni. Quindi sport a 360 gradi, sport per tutti e sport accessibile. Sì, beh, ti rispondo anch'io, ovviamente sport per gli anziani assolutamente sì. A Montebelluna devo dire che sono fortunato e sono sempre in stretto contatto con loro. Ci sono tante associazioni che fanno attività fisica con gli anziani. Poi abbiamo il parco, abbiamo Ridatti una mossa, noi facciamo al parco l'attività fisica d'estate, yoga, ginnastica appunto anche per gli anziani, quindi anche loro un occhio di riguardo l'abbiamo a Montebelluna. Sì, certamente. Dopo lasciamo spazio ad eventuali altre domande. Noi come regione lavoriamo ad un livello diverso naturalmente rispetto ai comuni. Quindi quello che possiamo fare, che facciamo nei nostri bandi, è di riconoscere un punteggio premiante a quelle associazioni che hanno un numero di anziani, diciamo, consistente. Per cui naturalmente vanno sopra in graduatoria e hanno dei contributi maggiori rispetto alle altre associazioni. Ci sono altre domande? Prego. Grazie. Simone Soccal del CONI Belluno. Una considerazione sul discorso degli anziani. Secondo me sarebbe importante coinvolgerli anche dal punto di vista del volontariato, quindi farli inserire all'interno delle società sportive. È chiaro che nel momento in cui si passa dall'attività lavorativa all'attività, diciamo, della pensione, chiamiamola così, non è sempre facile reinventarsi. Quindi secondo me le istituzioni devono incidere molto e far capire che c'è uno spazio enorme per sostanzialmente avere la possibilità di rimettersi in gioco, no? Quindi abbiamo delle forze che sono secondo me poco utilizzate ancora e le società sportive potrebbero essere veramente un punto di sfogo importante. Solo una domanda: le società sportive hanno la necessità di avere delle risorse. È chiaro che ieri si parlava della Clivet, che è un'azienda qui del bellunese che sponsorizza il Milan, ma qui stiamo volando molto alto. Le società sportive hanno bisogno appunto di sponsorizzazioni, quindi spesso si rivolgono all'imprenditore amico, chiedono una mano e l'imprenditore dice vabbè, e io che cosa ho in cambio da questa mia sponsorizzazione? Quindi è chiaro che abbiamo un problema di dare visibilità a quelle aziende che investono nello sport. C'è qualcosa che l'ente pubblico
può fare al fine di aiutare le aziende che investono nello sport ad avere la visibilità che magari le piccole associazioni sportive non riescono a dare? Ma sì, guarda, è una bella domanda. Potremmo stare qua una settimana a parlarne. Cioè, in realtà, da un punto di vista della visibilità, i comuni fanno il massimo, cioè cercano di dare la massima visibilità. Io credo che però se questo paese, Italia, si rende conto delle reali necessità dei territori, deve creare dei percorsi, per esempio, di sgravi fiscali per coloro che sostengono il mondo dello sport. Ecco che se uno sostiene lo sport fa veramente del bene al nostro territorio e quindi possiamo pensare che possa essere, però non so se questo sia il periodo adatto per pensare a sgravi fiscali per questo paese. Dico che è fondamentale innanzitutto che gli imprenditori credano nei progetti, perché se noi li consideriamo meri sponsor, cioè gente che stacca solo l'assegno, è davvero molto complicato. Allora innanzitutto tu devi fargli vedere la tua comunità, la società, dove vuole andare, cosa vuole andare. Io ho visto che gli imprenditori sono molto sensibili ai settori giovanili, sono molto sensibili ai ragazzi con disabilità, sono molto sensibili a delle situazioni particolari. È altrettanto vero che è giusto che abbiano un ritorno. D'immagine è un ritorno importante, lo dicevo prima, perché non siano costretti soltanto a dare, ma perché possano anche ricevere nell'ambito della loro professione. Però creare anche un tessuto importante da un punto di vista numerico, secondo me può diventare attrattivo. Dopodiché io continuo a chiedere agli enti superiori che ci aiutino da questo punto di vista indirettamente, cioè aiutino gli imprenditori a sostenere le realtà territoriali. Sgravi fiscali, secondo me, sarebbe l'operazione più giusta. I comuni cosa possono fare da questo punto di vista? Poco o niente, nel senso che io posso dare la visibilità, però da un punto di vista di opportunità pratiche, materiali, non posso fare. Quindi io continuo a credere nell'importanza, anzi, secondo me, oggi senza il mondo privato saremo tutti quanti qua con un'altra faccia, molto più tristi e soprattutto con la metà delle società sportive. Perché il privato vuol dire sia il volontario, come diceva lei, sia l'imprenditore che mette, attenzione, i 500, i 1000 euro, perché l'imprenditore è anche il tabacchino del quartiere, il fruttivendolo, cioè non serve andare sempre nelle grandi aziende che vanno in cerca, lì sì, della visibilità col Milan, col Benetton Rugby, però ci sono tantissimi piccoli artigiani, tantissimi piccoli commercianti, ci sono anche tanti genitori che sostengono finanziariamente le attività dei propri figli. E quindi è un mondo in questo momento ricco di opportunità con delle difficoltà. Dobbiamo creare e chiedere al governo che crei anche dei percorsi fiscali che possa agevolare questo percorso, se però crediamo che lo sport sia la soluzione della nostra società. Ci sono eventualmente altri commenti oppure altre domande? Ok. Se non ci sono altre domande dell'ultimo momento, io non ruberei altro tempo al pubblico che potrà andare ora a seguire molti altri eventi. Ringrazierei i nostri relatori per la interessante chiacchierata e spero che ci possa permettere di portare a casa molti spunti e anche chi poi prende le decisioni, visto che comunque si sono parlati di cose che competono anche a chi sta più in alto. E quindi vi ringrazio e farei un grande applauso ai relatori.